Parliamo del Mose, la regione parte civile nel processo si costituisce? Sì, guardi, mi lasci liquidare anche con una battuta questa domanda. Non è una novità e non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo un sacco di delatori, io direi anche catalogabili nella categoria poco rispettosi dei veneti, che fanno credere ai veneti che con un'interpellanza in regione hanno convinto la regione a costituirsi parte civile. Ricordo che noi già dopo il 4 giugno, penso il 5 giugno giù di lì, ci eravamo già costituiti come parte lesa, poi c'è tutta la procedura di legge, finché non si chiude la pagina delle indagini preliminari e non inizia il processo, Sì. cioè tutta la fase processuale, non hai tempi stabiliti dalla legge per la costituzione di parte civile. Ad esempio i veneti bisogna dire che la costituzione di parte civile non vale per chi ha patteggiato, che magari qualcuno adesso non venga a dire Mazzaia non ha fatto la Costituzione nei confronti, che so, di alcuni che hanno patteggiato, che sono nomi noti, insomma, dell'ex governatore, l'assessore e molte altre persone, gli imprenditori. Ecco, in quel caso stiamo lavorando con la Corte dei Conti per il tema della richiesta del danno, perché c'è un altro filone che è quello della causa civile, perché rispetto alla costituzione di parte civile non esiste nei confronti di chi ha patteggiato. Spero che ci sia capita bene Sì, questa sì, roba. ho capito. E non è colpa mia, non l'ho deciso io, lo dice la legge italiana. Allora, E siccome quelli che brontolano sono tutti quelli che governano l'Italia, non fanno altro che tacere e andare a cambiare le leggi.